Allora, ciao a tutti ragazzi, il film, complimenti del film, molto molto divertente, molto molto fresco, anche delle note malinconiche come poi è l'estate. E vi chiedo com'è stato il set, ma non il set durante le riprese, dopo, perché comunque eravate a Riccione, quindi immagino poi finite le riprese se continuava la festa oppure no. E intanto Guarda, grazie noi mille siamo per i stati, complimenti. grazie, infatti, ma siamo stati tutti molto professionali, abbiamo fatto un bel gruppo, però no, no, a parte gli scherzi, ci siamo divertiti, abbiamo fatto veramente tanta amicizia, lo dicevamo anche prima nella scorsa intervista, ma veramente è stato uno dei set più belli su cui ho lavorato, dai registi che erano molto giovani, anche tutta la troupe poi era giovanissima, oltre noi attori, quindi si è creato proprio un bellissimo gruppo. Sì, si è creata proprio una famiglia per la quale veramente diciamo che il set non finiva mai, eravamo sempre assieme tutto il giorno, quindi stare sul set e fuori dal set era comunque una famiglia che si muoveva. Siamo Sì, stati per un mese e mezzo a Riccione, ti puoi immaginare, insomma, 10 ragazzi con tutti Certo. giovanissimi e registi giovani, ci siamo divertiti. andavamo sul set anche quando non giravamo, per quanto ci divertivamo, ti dico solo questo. Sì, è vero. E quindi poi di ogni estate si porta un ricordo. Qual è il ricordo che portate di questa estate, insomma, a Riccione tutti insieme? Cos'è la cosa che porterete con voi? Diciamo Scusa, che di quest'estate o del set a Del Riccione? del set. non era Perché proprio il sembra periodo estate, ma no, in estivo. realtà esatto, era ottobre, faceva pure freddo. Esatto. Era settembre, metà settembre fino a ottobre, una cosa del genere. Sì, sì, sì. Ma non c'è un Io ricordo particolare speciale, secondo me tutto il set è stato speciale, è stato proprio un progetto bello, divertente, forse le amicizie. Ok, mentre la vostra estate del cuore, qual è stata finora? Quella che ricordate con più affetto? la mia estate della maturità la ricordo come un'estate molto movimentata, mi sono divertito veramente molto, ecco. Pure io sì, l'estate della maturità forse è stata la più bella, insomma. Ma io forse Ludovica? un'estate dei miei 16 anni in cui sono andata a Mykonos con le mie amiche. I danni che hai fatto, Luca. E qui c'è Tommaso Paradiso, e invece la vostra canzone estiva preferita? Allora, prima ho detto fine dell'estate, adesso la cambio e dico una canzone che mi ricorda particolarmente l'estate è Hey There Delilah. Non mi chiedere perché, non lo so, me lo ricorda tantissimo. Per Ludovico Ciao. e... Ma per me, ti dico, in realtà, prima ho detto una canzone, ma ripensandoci, in realtà per me ogni estate c'ho una canzone che quest'estate ancora non ho scoperto, e quindi non ti potrei ancora dire qual è l'estate che rappresenterà nel mio ricordo l'estate che sta per arrivare. Però di massima a me poi piace molto anche la musica, insomma, ma anche techno remixato, ci sono tante che mi ricordano anche momenti molto, molto belli della mia vita durante l'estate, non ne prendo solamente una. Perfetto, vi ringrazio. Allora ci vediamo su Netflix e ancora complimenti. Grazie Grazie. ragazzi. Grazie a te, Grazie, ciao. grazie. Grazie, Ciao, buona ciao, ciao, giornata. ciao, ciao.